ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Le farmacie si preparano a svolgere il ruolo di CUP per prenotare le vaccinazioni anti-Covid con l'apertura di mercoledì. Siamo andati a Tavagnacco a scoprire come procedono i preparativi. È andata per noi Isabella Gregoratto. Alla farmacia comunale di Tavagnacco tutto è pronto per cominciare a dare una mano nella fase di somministrazione dei vaccini anti-Covid agli ultra ottantenni. E siamo con la coordinatrice delle farmacie comunali di Tavagnacco. In questo momento noi comunque ci troviamo in quella di Tavagnacco. Quindi voi siete pronti perché dovrebbe partire tutto da mercoledì? No, mercoledì si aprirà la possibilità di prenotare la vaccinazione per gli ottantenni. Quindi noi, essendo anche centro CUP, possiamo fare la prenotazione per le persone ultra ottantenni e quindi poter dare loro questa disponibilità del vaccino, della prima vaccinazione. Ecco, per quanto riguarda invece i test, in farmacia voi avete a disposizione soltanto una prova che può dirti se effettivamente sei stato a contatto con appunto il Covid. Sì, noi abbiamo in vendita il test sierologico, è un test che il paziente può fare a casa indipendentemente come un esame della glicemia e quindi rileva se ha stimolato gli anticorpi per la malattia, per il virus. Sì, però dal punto di vista della malattia non è che sia molto significativo. No. Soltanto indica la stimolazione di questi anticorpi per il virus, quindi se è stato in contatto, se ha avuto la malattia, eccetera, e di conseguenza stimolato. Poi ancora nessuno sa quale garanzia o per quanto tempo siamo coperti dal virus. Ecco, quello che appunto è il ruolo della farmacia è il fatto anche di essere centro CUP, e questo è importante proprio per ricevere le prenotazioni. Sì, certo, siamo centro CUP da molti anni, chiaramente finora abbiamo prenotato le visite, adesso da poco tempo anche le analisi del sangue e in questo momento possiamo prenotare questa cosa importante che è la vaccinazione. Fino adesso per i sanitari e pian pianino amplieremo le categorie. Ecco, per quanto riguarda la possibilità di vaccinarsi anche all'interno delle farmacie, secondo lei sarà possibile farlo un domani? In presenza di un medico me lo auguro e apriamo anche a questa possibilità. Prima possibile, seguendo tutti i vari protocolli. Volentieri con un medico che segue il paziente dalla vaccinazione al momento dopo, volentieri, siamo aperti. Ecco perché le farmacie comunali in teoria da anni ambiscono ad avere proprio questo ruolo, anche fungere da come piccolo distretto, una sorta di piccolo distretto sul territorio. Siamo lusingati di essere un presidio sanitario a cui la gente si può rivolgere per tutte le varie problematiche, dopo quando siamo in grado di farle, seguendo tutte le istruzioni e i protocolli necessari. E quindi la differenza fra una farmacia comunale e una farmacia normale, qual è? Proprio questa che fungete, che avete maggiore ruolo sul territorio? La farmacia comunale non ha scopo di lucro, quindi è dedita alla popolazione, quindi qualsiasi servizio per la popolazione lo diamo. Poi le farmacie sono farmacie, quindi, però noi lavoriamo per la salute e il bene della popolazione. Primo weekend di zona gialla a Udine con decine di persone che si sono riversate nelle vie del centro. Il bilancio di questi 2 giorni con l'assessore alla sicurezza del comune di Udine, Alessandro Ciani. Siamo con l'assessore alla sicurezza del comune di Udine, Alessandro Ciani, per fare un bilancio sul sabato in giallo. Come sono andate le cose? Perché abbiamo visto manifestazioni a Udine.
poi in sostanza liberi tutti, però la situazione, lei mi diceva, non si è presentata come sotto il periodo di Natale. Ma per quanto riguarda le manifestazioni non hanno avuto un grandissimo successo, quindi i numeri sono stati limitati, erano stati predisposti dal Questore, da Forze dell'Ordine, anche con il supporto della Polizia Locale, tutta una serie di misure che però insomma non sono state necessarie in quanto la partecipazione è stata piuttosto limitata. Per quanto riguarda invece l'accesso e l'afflusso di persone al centro storico, effettivamente sì, c'era molta gente. Sì, soprattutto molto giovani. C'erano tanti ragazzi, ma penso insomma che sia anche comprensibile dopo tutto quello che abbiamo vissuto da un anno a questa parte. Sicuramente però ecco, era un afflusso molto più limitato rispetto a quelle 2 settimane che hanno preceduto il periodo natalizio, in cui effettivamente c'era un numero elevatissimo di persone che hanno quasi invaso il centro storico, che allora ci aveva portato ad adottare quell'ordinanza che prevedeva un contingentamento degli ingressi nelle vie maggiormente centrali e che maggiormente vengono frequentate dai nostri cittadini per fare shopping o per andare nei nostri pubblici esercizi. Cosa possibile anche per il futuro se dovessero esserci troppi assembramenti? Ma io spero ovviamente non nell'immediato futuro, perché le attività hanno sofferto enormemente le restrizioni della zona rossa e della zona arancione, e quindi ecco, mi auguro e chiedo ai nostri cittadini un atteggiamento rispettoso, il rispetto delle regole, perché solo così ecco, si può contemperare il legittimo desiderio da parte delle persone di uscire, di frequentare i bar, i ristoranti, i negozi, con ovviamente il rispetto delle regole. Se la situazione continuerà ad essere sotto controllo non adotteremo provvedimenti restrittivi, e io mi auguro che si vada in questa direzione, fermo restando ecco, che quelle misure che avevamo adottato in quel delicato weekend prima di Natale erano delle misure direi soft, che quindi hanno comunque permesso alle persone di frequentare le vie anche più centrali e più delicate. Io mi auguro ecco, che però ci sia un atteggiamento responsabile e corretto da parte dei nostri cittadini, che insomma direi hanno praticamente sempre rispettato, e che quindi si possa andare avanti senza provvedimenti ulteriormente restrittivi. Ecco, controlli e sanzioni? Ma i controlli come sempre sono stati molto numerosi, nella scorsa settimana come sempre decine, centinaia di attività e di persone controllate, solo 2 sono state le sanzioni a persone che non hanno rispettato le regole previste dall'ultimo DPCM. Per quanto riguarda invece le attività commerciali, pubblici esercizi, non ci sono state sanzioni da parte della Polizia Locale. Bene, e con questo da Piazza Libertà è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella. Nuova emergenza idrica a Forgaria, nel Friuli, nelle sue frazioni, a Cornino e San Rocco. Il sindaco Marco Chiapolino ha vietato l'uso dell'acqua potabile per la tutela della salute pubblica. Le precipitazioni delle ultime ore hanno infatti causato ulteriori criticità nell'acquedotto della destra tagliamento che serve il paese. L'acqua dei rubinetti pertanto è da ritenersi non potabile fino a nuova comunicazione da parte del primo cittadino. Abbiamo ricevuto comunicazione dal gestore del servizio idrico che le precipitazioni delle ultime ore hanno causato nuove criticità nell'acquedotto della destra a tagliamento, ha spiegato il sindaco. L'acqua è da ritenersi non potabile per le utenze di Forgaria, Cornino e San Rocco fino a nuova comunicazione. Sono in posizionamento i sacchetti di acqua potabile come servizio alternativo a disposizione dei cittadini. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea. Tra poco. Bentornati a Da voi la linea, ritorniamo a Udine dove l'amministrazione comunale del capoluogo friulano ha presentato il rifacimento della pavimentazione in acciottolato in via Margrethe. Per noi c'è Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Udine in una strada che si chiama Vicolo dell'Impiccato. Vicolo dell'Impiccato perché ha tutta una storia,
e proprio questa strada viene valorizzata attraverso anche la sistemazione appunto del manto stradale. Sono appena ultimati i lavori di sistemazione, quindi troviamo acciottolato, e dobbiamo dire che le pietre che si vedono sono le pietre originali, quindi sono state messe da parte e sono state riposizionate. Ne parliamo con il sindaco di Udine Pietro Fontanini e con il vice sindaco Loris Michelini. Partiamo dalla storia di questo vicolo, il vicolo degli Impiccati. Siamo nel centro della città e quindi siamo nella zona storica, e qui sono luoghi che hanno tanto da raccontare perché hanno tutta una loro tradizione ad esempio anche per quanto riguarda la pavimentazione, fatta con un metodo che una volta si usava dappertutto, perché l'acciottolato era il modo per pavimentare le strade, per passare in pratica dalle strade col fango a quelle invece con una superficie resistente per permettere alle persone di camminare e anche ai carri di poter passare. Abbiamo voluto mantenere questa tipologia di pavimentazione perché fa parte della nostra tradizione, anche se rifarlo costa molto di più che mettere l'asfalto, però la qualità della pavimentazione e soprattutto la bellezza di questa via non hanno pari rispetto ad altre metodologie. E poi è una cosa tipica friulana, sono i sassi di fiume, i sassi dei nostri fiumi riportati qui, posizionati adesso con una nuova tecnica, non più solo sabbia ma sabbia e cemento, affinché non si muovono e permettano anche il passaggio sopra delle macchine. Ecco, alcuni cenni storici, perché vicolo degli Impiccati? Perché si dice che qui preparavano in pratica le persone che poi pativano il supplizio dell'impiccagione. Stiamo parlando chiaramente di 600-800 anni fa, quando il Friuli apparteneva allo Stato patriarcale e quindi c'erano anche le condanne a morte e purtroppo da qui partivano coloro che subivano poi la pena dell'impiccagione. Ecco, alcune caratteristiche tecniche per quanto riguarda l'acciottolato, i lavori, perché dobbiamo dire che qui sotto praticamente sono stati fatti anche prima tutti i collegamenti. Sì, sono stati fatti tutti i sottoservizi, compresi anche la fognatura, diciamo, con il CAFC, praticamente è stato rifatto completamente il tratto fognario, ma non solo, anche il tratto dell'acqua potabile e i sottoservizi per quanto riguarda l'illuminazione, in modo tale che una volta finiti i lavori, terminati i lavori, non si torni a rimettere mano. Come diceva il sindaco, c'è anche un lavoro particolare che l'impresa Merluzzi ha elaborato mettendo insieme l'acciottolato con un materiale che lo unisce e lo rende duraturo. Ovviamente tutto ciò ha un costo, qui abbiamo speso per esempio sui 50.000 euro, però rifacendo completamente tutto il tratto e rimettendolo a posto sasso per sasso, proprio con una certa tipologia artigianale che è propria di qualche ditta specializzata. Qui abbiamo anche fatto un intervento, diciamo, che va a correlarsi con la via Cosignaco stessa, perché c'è il collegamento e l'intervento ha comportato anche una serie di imprevisti, tra virgolette, che sono relegati al fatto di essere proprio della via degli Impiccati stessi, cioè praticamente le case, chi ha il passo caraio ha avuto anche la fortuna con questo intervento di metterli praticamente in perfetta sintonia, quindi c'è anche questo collegamento diretto. Vedremo in futuro anche come regolamentare questa via stessa, perché necessita sicuramente di minore afflusso di auto e più invece vita di questo che è un vicolo importante, famoso e soprattutto storico. Ecco, un'ultima battuta con il sindaco, il fatto di recuperare angoli che raccontano la storia del Friuli, la storia di Udine. Sì, l'amministrazione pubblica, il comune, deve mantenere la storicità di tanti luoghi, perché è importante mantenere le radici, io dico, anche le strade fanno parte della storia della città e quindi la tipologia con cui sono state costruite sono elementi importanti, ecco perché abbiamo voluto recuperare questo luogo. Da altre parti mettono l'asfalto e sistemano le cose così con molta più semplicità, però si tradisce la bellezza
e soprattutto si tradisce la storia e la metodologia che può essere ancora utilizzata anche in età nel 2000, utilizzando questi nuovi accorgimenti che permettono di fare una strada che funziona e ha tutte le caratteristiche positive per poter supportare i pesi dei passanti e anche delle macchine. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il vice sindaco Loris Michelini, grazie a Gian Domenico Ricci per le riprese e qui dal vicolo degli Impiccati è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto. Questa mattina a Trieste si è tenuta una conferenza stampa del presidente della regione Massimiliano Fedriga assieme al vice governatore Riccardi per fare il punto sulla campagna vaccinale, annunciando il via alle vaccinazioni per gli over 80. Sentiamo un estratto della conferenza stampa. Ho ricevuto dalla giornata di oggi le consegne previste per febbraio, quindi entro il 28 febbraio, che se venissero confermate vedrebbero anche aumentare la potenzialità vaccinale, quindi aumenteremo ovviamente le dosi somministrate a settimana nel Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo, per quanto riguarda Pfizer, una consegna che dovrebbe concludersi il 28 febbraio con quasi 40.000 dosi, 40.950 dosi. Moderna dovrebbero essere a 14.200 dosi entro febbraio, con la consegna di questa settimana che dovrebbe essere limitata di Moderna con 3.100 dosi, della settimana del 22-28 invece di 11.100 dosi di Moderna. E AstraZeneca invece, che ovviamente ha una fascia di popolazione diversa per la somministrazione del vaccino stesso, che dovrebbe essere di 25.000, circa 25.000 dosi, 25.100 precisamente, che fa un incremento consistente nell'ultima settimana di febbraio, perché facciamo 5.000, 5.700 e 14.400 l'ultima settimana di febbraio. Per un totale di dosi, quindi non vaccinati, di dosi dei vaccini Pfizer e Moderna, quindi quelli che possiamo destinare agli over 80, nelle categorie più fragili, di 50.150 dosi nel mese di febbraio, e un totale invece generale di vaccini, quindi sommando anche quelli di AstraZeneca, di 80.250 dosi. Questo è chiaro che dovremo ragionare sempre con una percentuale di salvaguardia che fortunatamente abbiamo ottenuto nella prima fase vaccinale, a differenza di altri territori. Questo ci ha permesso, come ha ricordato il vicepresidente Riccardi, di salvaguardare le seconde somministrazioni e quindi proteggere la nostra popolazione e non rischiare dei buchi. Dall'altro ovviamente però di anche velocizzare la campagna vaccinale, in particolar modo quello che interessa per andare a cercare di proteggere il più possibile il territorio regionale sono le persone più in là con l'età, le persone fragili, perché questo vuol dire salvaguardare gran parte degli ospedali e quindi diminuire in modo consistente la pressione ospedaliera. È chiaro che stiamo discutendo su un piano vaccinale che rispetto alle previsioni iniziali ha molte meno dosi del previsto nei tempi. Ci auguriamo che possa essere superato questo problema sia con i vaccini già approvati da EMA e da AIFA, ma ci auguriamo che EMA possa velocizzare anche la valutazione di nuovi vaccini. Penso prima fra tutti Johnson & Johnson, che è un vaccino che aiuta molto perché prevede una sola dose. Ci auguriamo che il vaccino italiano trovi un iter autorizzativo e quindi anche di test. Oggi è la fase 1, deve iniziare la fase 2 il più veloce possibile, perché questo non prevede, anche questo, oltre a prevedere una sola dose, e anche una conservazione molto più facile rispetto a Pfizer e Moderna. È anche utile perché vorrebbe dire avere una produzione interna nazionale. Questo vuol dire anche non dipendere da multinazionali, esclusivamente perlomeno da multinazionali nella produzione e quindi nella disponibilità del vaccino stesso. Questo era l'estratto della conferenza stampa. Ora sentiamo le parole del presidente Fedriga al termine della conferenza stampa al microfono di Andrea Pierini. Allora, cominciamo allora con gli ultraottantenni. Ovviamente ci sono anche altre categorie che scalpitano, però insomma
il limite è quello della disponibilità delle dosi, non c'è niente da fare. Noi ci muoviamo all'interno ovviamente del limite principale che è la disponibilità delle forniture, dall'altro rispetto alle categorie prioritarie decise dal governo, oltretutto su mandato del Parlamento. Quindi adesso i vaccini Pfizer e Moderna, che sono quelli che possiamo utilizzare anche per gli ottantenni, verranno utilizzati a tal fine, e invece per quanto riguarda AstraZeneca, aspettando ancora qualche chiarimento dal governo nazionale, però per tutti i servizi essenziali che sono stati individuati. Ci auguriamo ovviamente che la disponibilità di dosi possa aumentare, così da aumentare la capacità vaccinale nella nostra regione. Si temeva magari una certa esitazione nell'accettare il vaccino, invece mi sembra che da parte degli operatori sanitari e delle case di riposo ci sia stata una buona risposta, vi attendete lo stesso dagli ultraottantenni? Ce lo auguriamo ovviamente, penso però che la voglia di tornare a una vita normale porti veramente la stragrande maggioranza dei cittadini a voler aderire alla campagna vaccinale, farsi vaccinare e cercare di proteggere il più possibile tutta la nostra comunità. Questo è sicuramente un segnale importante, un segnale anche di grande responsabilità della comunità del Friuli Venezia Giulia, e ci auguriamo che continui in questo modo, e ci auguriamo dall'altro lato di essere in grado, rispetto alla somministrazione di vaccini, di soddisfare tutta questa richiesta. Per questo anche il nostro appello all'Unione Europea di rinegoziare, trovare nuove forniture, ampliare la capacità di acquisire vaccino è fondamentale, perché altrimenti rischiamo di aver avuto una grande responsabilità da parte dei cittadini e dopo però di non avere le dosi per fare i vaccini stessi. Invece la fascia d'età 55-80, c'è una previsione, ovviamente dipende chiaramente dalle forniture nazionali, però su quando potrebbe iniziare anche quella copertura vaccinale, e poi soprattutto se d'estate si proseguirà con i vaccini, visto che teoricamente, visto quello che c'è stato l'anno scorso, dovremmo avere un po' più di respiro. No, anzi, proprio durante l'estate penso sia da continuare con la campagna vaccinale, in un momento che ci auguriamo succeda come lo scorso anno, un abbassamento forte dei contagi. Detto questo, non soltanto Pfizer e Moderna possono andare su gli over 55, ma penso per esempio che con i nuovi studi che stanno approfondendo AstraZeneca, anche quello sarà un vaccino che potremo utilizzare su una fascia più ampia della popolazione. Anzi, voglio ricordare, questo è importante comunicarlo ai cittadini, che gli ultimi studi AstraZeneca parlano di una copertura già dopo la prima dose del 70% e dopo la seconda dose del 82%, che può toccare punte del 92% di copertura, quindi un vaccino che si può paragonare di fatto a Pfizer e Moderna. Inoltre so che ha iniziato il percorso Johnson & Johnson, un altro vaccino che mi auguro possa essere promettente, perché oltretutto prevede una sola dose. Più armi abbiamo a disposizione e più ovviamente cittadini riusciamo a vaccinare. Quindi non c'è ancora una data per queste categorie, ancora troppo presto e non dipende da voi? Adesso è troppo presto e allo stato attuale non sappiamo quali strumenti avremo a disposizione per andare a coprire questa fascia di popolazione. Mi auguro che questo dubbio possiamo risolverlo in poche settimane. Ultima domanda, chiaramente politica, non possiamo non farla in secondo giro di consultazioni, ma si va verso una maggioranza ampissima, ad eccezione di Fratelli d'Italia. Ci sarà anche la Lega, è lecito chiedere quanto i governatori e Giorgetti hanno inciso sul segretario, insomma un'apertura anche del segretario verso, perdono per il termine, le seconde linee del partito, chiedo scusa, non è il termine adeguato, però insomma per tutto il partito. No, ma il segretario della Lega è sempre stato in linea con il movimento in linea con il segretario della Lega. Abbiamo fatto una riflessione insieme sulle opportunità che possiamo dare al Paese, non l'interesse del partito, perché se avessimo guardato soltanto l'interesse del partito magari era utile fare le scelte di fare un'opposizione a prescindere. Penso che in questo momento imprese, cittadini, lavoratori chiedano risposte, non solo propaganda. Noi abbiamo deciso di dare queste risposte mettendo da parte l'interesse personale o l'interesse del partito per mettere davanti quello del Paese, e siamo andati in quella direzione e andiamo in quella direzione in modo compatto. Ovviamente lo facciamo in merito al progetto che si ha per l'Italia. Non siamo, penso che visioni fideistiche di sia Draghi a tutti i costi o no a Draghi a tutti i costi siano sbagliate. Penso che Draghi abbia un'autorevolezza internazionale che può essere utile al progetto, dipende qual è il progetto. Noi stiamo lavorando perché questo progetto coincida con l'idea che abbiamo di Paese e con l'idea che abbiamo di difesa dell'interesse nazionale. Dalla maglia di Salvini no euro a sia Draghi, insomma, è stato un bel passaggio. Ma io vedo più che altro una coerenza che abbiamo sempre avuto. Abbiamo sempre detto che dobbiamo cambiare questa Europa e le risposte che questa Europa ha dato ai vari stati nazionali e ai cittadini d'Europa.
Penso che Mario Draghi con l'autorevolezza possa andare in questa direzione, e non a caso è stato quello che, voglio dire, ha cambiato radicalmente la risposta economica quando era governatore della Banca Centrale Europea, rispetto a scelte pregresse che invece la Banca Centrale Europea aveva fatto di estremo rigore, invece ha dato un'ottica di sviluppo, e questo ci fa ben sperare nel presidente Draghi. Dall'altro lato io vedo molta più incoerenza in chi diceva non fino a qualche anno fa, non fino a qualche mese fa, ma fino a qualche ora fa, o Conte o il voto. Si augura un cambio ai vertici della struttura commissariale con il nuovo governo, in particolare? No, mi auguro che si facciano delle scelte, o la conferma o il cambio. Ma ovviamente la struttura commissariale deve essere in piena sintonia con il nuovo governo, perché deve avere la totale capacità decisionale, perché altrimenti diventa tutto estremamente difficile se non c'è questa comunione di intenti tra struttura commissariale e governo. E questo lo dico da Presidente di Regione, noi vogliamo avere un interlocutore che possa scegliere, e quindi per questo serve la totale comunione di intenti. Quindi si può cambiare? Quindi decide. Siamo in chiusura, al prossimo appuntamento con informazione alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.